Buongiorno signorine, conoscete Va Sentiero? Posso lasciarvi un flyer? No? Siamo partiti da Valvogna in direzione Colle Valdobbia, la porta d'ingresso ad una nuova regione, la Valle d'Aosta. Una lunga discesa ci porta a Gressonei, da cui il giorno successivo ripartiamo alle prime ore dell'alba. Davanti a noi l'immenso Monte Rosa in tutto il suo splendore ci fa compagnia fino alla cima del Testa Grigia, un altro 3000 per Va Sentiero. Circondati da nebbia e nuvole, riscendiamo verso Saint-Jacques, immersi in uno scenario da urlo. Il giorno dopo è un altro tappone. Attraversiamo la selvaggia Valle delle Cime Bianche, tra i ghiacciai del Rosa e il leggendario Monte Cervino. Dal rifugio Barmas, seguendo il tracciato del Tor de Jean, arriviamo fino al rifugio Conei, tra 1000 saliscendi e in buona compagnia. Sotto un'incessante pioggia, giungiamo ad Ollomont, giusto in tempo per gustarci un tipico piatto valdostano, la carbonara del simpaticissimo Alberto. In compagnia di Stefano, giornalista del Touring, ripartiamo verso nord, passando per il colle del Gran San Bernardo. Arriviamo a Rifugio Frassati in un'atmosfera surreale. Il giorno dopo la partenza è sotto i propizi di un'alba indimenticabile. Ci inerpichiamo per il colle del Malatra, da cui ci spalanca innanzi l'imperatore delle Alpi, Madame et Monsieur, Le Mont Blanc. Arriviamo così a Courmayeur e da lì ripartiamo costeggiando tutto il massiccio a mezza costa, salendo in cima al Montfortin. Ammiriamo lo scenario a bocca aperta, rivivendo le vie alpinistiche aperte dal mitico Valterone Bonatti. Dalla Tuile ci apprestiamo all'ennesima tappa tosta, tutta in salita, ma la fatica è ampiamente ripagata dallo scenario meraviglioso a dir poco. Prima le imponenti cascate del Ruiter e poi il suo ghiacciaio, tra i più grandi delle Alpi. Dal Col della Crosati in un colpo solo avvistiamo tutti i 4000 della Val d'Aosta e proprio in quest'ultima magica giornata Va Sentiero festeggia in un colpo solo la sua tappa numero 100 e i suoi primi 2000 km. Ehi, ciao, buon cammino. Andate bene voi,